Sono Vittorio Cacciatori, sono nato qui a Porto Tolle e ci troviamo in una frazione di Porto Tolle che si chiama Bocca 7. E questa è una struttura nata 20 anni fa, era una vecchia caserma della finanza dismessa e l'amministrazione comunale ha pensato di fare una struttura ricettiva. Io faccio parte di una società, sono anche il presidente. Originariamente questa società è nata con i vettori trainanti del turismo, parliamo di 20 anni fa, quindi c'erano le guide, c'era l'escursione nautica e c'erano le escursioni in bicicletta. Queste tre strutture hanno pensato di avere anche la possibilità di dare e di ospitare studenti, ragazzi delle scuole e anche persone individuali, perché la struttura è in grado di dare da dormire e soprattutto, forse ancora meglio, da mangiare. Questa struttura qui è stato il primo accordo fatto fra giovani, allora eravamo più giovani, imprenditori. Abbiamo capito che al turista bisogna dare una serie di servizi e questi servizi erano legati soprattutto alla visitazione del territorio e all'ospitalità. 20 anni fa agriturismo ce n'era uno, sì e no, bed and breakfast non se ne parlavano, quindi avere a disposizione una struttura con una ventina di posti letto era importante, soprattutto anche per il paese. Adesso questa struttura ha bisogno di essere un po' rivalorizzata, perché chiaramente sono cambiate anche le esigenze. E quindi speriamo magari in un prossimo futuro con gli amministratori di fare un programma per renderla più accogliente e più adatta alle esigenze attuali. È una sfida. La mia famiglia gestiva un traghetto sul fiume, quindi il traghetto, la barca, il Po era il mio rifugio e quindi ho avuto un legame forte con il fiume. Nel frattempo il traghetto ha cessato, è nato il ponte, ma già prima mio fratello aveva pensato di trovare l'alternativa e l'alternativa era il turismo. Ho cominciato con una piccola barca, un taxi veneziano, poi è diventato un battello veneziano, io ero il giovane fratellino, aiutavo, insomma, e quindi è nato anche un rapporto con la gente. Diventare guida turistica non è stata un'invenzione, è nato per caso, perché accompagnando la gente ho dovuto farmi una cultura sul territorio, una cultura sugli animali e quindi è stato un legame molto forte con il territorio. E noi qui abbiamo delle enormi potenzialità già esistenti. Che cosa ci manca? Mettere insieme l'enormità, i tanti enti che ci sono. E io sono stato pioniere, però per tanti anni sono stato visto come un visionario, ecco. Quindi essere visti come dei visionari, dei fantasiosi, non è stato beneaugurante. Adesso vedo che tanti che mi osteggiavano o che magari mi dicevano dove ti sogni queste cose, hanno capito che era la realtà di allora, insomma.